Passo la parola alla terza azienda, parcheggiami.it, a Paolo Dallago. Grazie. Allora, immagino che molti di voi si siano ritrovati in questa orrenda situazione e che molti di voi, quando si tratta di cercare parcheggio, esplodano, come questo gatto. Allora, noi abbiamo fatto una constatazione. In moltissime città italiane il problema del parcheggio è sentito. O meglio, noi lo sentiamo, abbiamo provato a verificare se effettivamente è un problema che abbiamo solo noi o è effettivamente diffuso. Abbiamo fatto delle analisi, delle ricerche, e abbiamo visto che il 37% degli italiani sente questo problema, che ogni ora in cui che si trascorre in macchina, un quarto d'ora si spreca per cercare posto, che ci sono circa 2 posti auto ogni 100 persone e che mezz'ora è il tempo che si spreca per cercare parcheggio. Quindi ci sembrano dati che rilevano effettivamente un problema grosso. Abbiamo cercato di risolvere di trovare una soluzione a questo problema in un modo molto efficiente e efficace. Abbiamo visto che in moltissime città italiane ci sono molti posti che non vengono sfruttati. Per esempio, abbiamo visto per esempio a Milano, noi siamo partiti da Milano con questo servizio, moltissime persone affittano il proprio garage. Oppure hanno dei box che non usano. Abbiamo pensato perché non sfruttare questi spazi inutilizzati per dare la possibilità alle persone di parcheggiare per un giorno, per 2 giorni, per una settimana, eccetera. Quindi con Parcheggiami, che è la nostra piattaforma, mettiamo in contatto da una parte i locals, quindi privati, persone che abitano in zona, hotel che hanno spesso dei parcheggi, all'interno che sono liberi, con dei posti liberi, e naturalmente anche i parking, le autorimesse a pagamento. Questi spazi possono essere messi a disposizione appunto per chi arriva in vacanza, per pendolari, per uomini d'affari, eccetera. Abbiamo analizzato il mercato e abbiamo visto che il valore di questo mercato di parcheggi è di 2 miliardi. I parcheggi attualmente disponibili sono circa 400.000 e il gap in infrastruttura è di 650.000 posti. Abbiamo quindi sviluppato inizialmente una piattaforma web, parcheggiami.it, e adesso stiamo lavorando sull'applicazione perché ovviamente il parcheggio è più semplice trovarlo direttamente in mobilità. Questi sono degli esempi di come funziona l'applicazione, quindi io dal mio telefonino posso geolocalizzarmi, quindi vedo quali sono i parcheggi attorno a me, posso vedere immediatamente qual è il prezzo giornaliero e quindi posso confrontare i vari prezzi. Posso entrare in ogni singolo parcheggio e vedere la scheda di questo parcheggio, quindi la descrizione e le recensioni che hanno lasciato anche altri utenti. E se voglio posso prenotarlo, quindi pago con carta di credito o PayPal e prenoto il mio posto nel parcheggio. Questi diciamo sono gli aspetti competitivi che abbiamo noi, siamo i primi in questo mercato con questo tipo di soluzione. Esiste già questo tipo di applicazione in America e anche a Londra e stanno funzionando molto bene. Permette di prenotare online, che quindi è una cosa che secondo noi è molto importante, permette di sfruttare gli spazi che sono disponibili. È facile da usare, la stiamo sviluppando in modo che sia a prova di utonto. E ogni scheda parcheggio ha dei profili con delle recensioni lasciate dagli utenti e soprattutto permette di risparmiare fino al 60% rispetto ai parcheggi normali. E si è impiantato. Sì. Ok, grazie. Noi siamo partiti il 14 febbraio di quest'anno e per fortuna effettivamente, evidentemente abbiamo toccato un nervo scoperto perché molte testate hanno parlato di noi, circa una trentina, quindi abbiamo avuto un'alta visibilità mediatica che ci fa molto piacere ovviamente.
Questo è il team dei fondatori di Parcheggiami. Potete trovarci su Facebook, Twitter, tutti i social e ovviamente anche qui se volete chiederci qualsiasi cosa. Grazie.